Buongiorno a tutti amici, bellissimo risveglio ad Issolinas. Guardate quanti camper ci sono parcheggiati, è strapieno il parcheggio. Comunque c'è sempre una pace in questo posto assoluta nonostante sia frequentatissimo. Se esce un pochettino di sole oggi lo prendiamo anche. Speriamo di riuscire a prendere 2 orette di sole, ci sono anche Marco e Sabine. Dopo la passeggiata notturna in spiaggia ci siamo coricati e eravamo stanchi dal pranzo con Riccardo e Perla. Vabbè, oggi la trascorreremo qua, mi preparo le colazioni, non c'è dado, non sono abituato, ma guardate tutti i moscerini o le zanzarine che ci sono di notte in questo posto, c'è la zanzariera piena, tutta da pulire. Ragazzi, siamo prontissimi per andare al mare. Rita sta finendo di fare i letti e usciamo, sono le 10 già. Asciugamani, acqua, il drone, forse vi faccio vedere anche 2 immagini di questa bella spiaggia perché di mattina è sempre calmissimo ed è molto bello. Buongiorno. Buongiorno anche a te Rita, finito di fare i letti? Se ha costumino nuovo faccelo vedere perché sono carini. Questi sono nuovi ordini che hai fatto prima di ripartire. Carino, sì, molto carino. Sì. Complimenti, sì. Una rinnovata generale. Ah, certo, no, poi ti stanno sempre bene. Grazie. Sei sempre un bijou. 10:31, siamo pronti per godere anche noi di 2 orette di sole. 2 orette di sole di fine estate. Sì. In Sardegna però si sta ancora bene, ragazzi, si sta ancora bene. Oh, ma anche io sono a costumino nuovo, perché Rita ha fatto un ordine, li ha comprati per lei, per me, per Dado. Rita si prende cura di noi, del nostro armadio, non ne ho armadio, c'ho una cesta. No, tu sei l'unico che ha l'armadio. Una parte, perché l'altra è tua. Sopra è tua. È comune l'altro. Comunque siamo messi male a spazi. Si sta già alzando un pochettino di vento. Perché questo posto è assurdo. Dalle 10 si solleva questo vento sino alle 7 di sera. Poi si ricalma. Ma se passeggi qui alle 8 del mattino, alle 7 è meraviglioso. E comunque alla fine questo venticello, questo vento non è male perché... No, perché ti rinfresca un sì, fa piacere. Sì, fa caldo anche oggi? Sì, fa tanto caldo. Ragazzi, mezzogiorno e 39 rientriamo in camper, sono venuti anche Marco a prendere un'oretta di sole, ma adesso rientriamo, organizziamo 2 ravioli, organizziamo di nuovo un piccolo barbecue, abbiamo 4 seadas e stiamo bene. Tra l'altro adesso c'è molto vento, sono felici i tedeschi che vengono a fare kite, ma a me non piace molto, c'è parecchio vento. Rita, in un attimo sugo, 2 ravioli, nel frattempo ci beviamo un bicchiere di vino bianco. 5 minuti all'ora fatidica. Marco che ci segue da sempre dice: minchia Roberto, all'1:45 tu inizi a dire beh, è ora di rientrare in camper, è ora di organizzare, e ride per questa cosa. Ho aperto il tendalino e adesso accendiamo il barbecue. Rita sta già trafficando in cucina. Però sta trafficando Rita, mi ha curiosare Rita. Ha un sughetto, sì, per i ravioli. Leggero. Per i ravioli. Per i ravioli, sì. Brava Rita. Leggerissimo.
Sotto il tendalino potremo starci in 2 o in 3 e uno al sole, ma a Rita piace. Vero, Sì, Rita? sì, io sto volentieri. Cosa sono? Ravioli zafferano? E ricotta. Buoni, buoni. Barbecue pronto, mettiamo un po' di pane, mettiamo una bistecchina. Sicuramente non rimaniamo digiuni. Mai Marco, mai. Insieme siamo sempre stati bene, o da una parte o dall'altra o dall'altra ancora. Sicuramente. Non ci siamo mai trovati male per il momento. Assolutamente. Poi abbiamo Rita che è una garanzia. È vero. Oh, brutto essere quelli che portano l'acqua. Sì, soprattutto quelli che la bevono. Ma noi abbiamo il nostro vino. Cucina un po' particolare. Ah, buono, così mi piace. Non troppo particolare. No, diciamo che Roberto si alzerebbe con un po' di appetito. Prima la chiamavano Nove Cusine. Godetevi questi ravioletti di ricotta e zafferani. Seri, molto seri. Vai. Buon appetito. Me lo faccio organizzare da Roberto. Adesso novità nel canale Caffè della Riccia, non si è mai visto. Vabbè. Mi piacciono le certezze nella vita mia. Questo è mio? Sì. Grazie. Adesso ragazzi sparecchiamo, abbiamo rinunciato alla Seadas perché abbiamo mangiato bene. C'era in programma anche quella, ma Guarda Marco se... Ah sì, non ne abbiamo voglia. E sparecchiamo e ce ne andiamo in spiaggia. Sì, sì. Seadas domani. Siamo domani, stasera. Quando ci va? A merenda. No, merenda no. Ragazzi 2:48 abbiamo sparecchiato, buttato la spazzatura, Rita sta finendo di lavare i piatti e torniamo in spiaggia. Sino alle 6, le 7 non mi muovo. Vero Rita? Sino a tardi in relax totale oggi. Relax totale. È impressionante i camper che ci sono, io non l'avevo mai vista così Solinas, ce n'è sempre di più. Poi con questo vento vengono tutti questi kite surfisti. (17:50) ragazzi, torniamo al camper. Beh, avete visto solo l'immagine, mi ricordo, mentre venivamo, poi ci siamo sdraiati qui e siamo un po' al riparo, vedete, da questi cespugli. C'era parecchio vento, quindi siamo stati un po' qua dietro. Abbiamo preso il sole 2 orette, riposati e adesso rientriamo al camper. Stiamo morendo di sette. Bellino il mio costumino, eh? Sì, sì. Carino. Sì. Guardate che brutto vento che si mette in questa spiaggia ogni volta, ma tra un'ora e mezzo si calma totalmente. È davvero raro trovare una giornata qui in questa spiaggia senza vento, per quello che ci sono 250 camper di kitesurfisti. La Ritina con la tisanetta. È l'ora della tisana. Eh sì, io mi sono bevuto 1 litro di acqua, adesso ne bevo un altro litro. Ci siamo dimenticati di portarla al mare, stavamo crepando di sete. Stiamo morendo di sete. Cosa facciamo? Nulla, ci rilassiamo qua in camper, lavoro un'oretta. Ma se voi ci facciamo una bella passeggiata. Lavoro un'oretta perché stando dai nonni lavoro poco, mi alzo, sì, lavoro poco, poi vado a trovare i nonni e quindi ho fatto poco in quest'ultimo periodo. Adesso mi metto un'oretta qua. 7:30 mi ha chiamato Marco e ci ha invitato a mangiare una bistecca al chiosco. Rita si fa una doccia e andiamo alle 8, dobbiamo essere lì. Lavoro ancora un pochettino, poco e poi andiamo a cena. Sei quasi pronta? Sì. Pronta, ti asciughi i capelli, un jeans e usciamo. Sì. Ha detto a Marco di essere puntuali perché stanno già facendo uno strappalo a regola, perché la cucina è aperta solo sino alle 7:30 e invece a noi ci danno da mangiare anche alle 8. Certo, sono tutti tedeschi, mangiano più alle 7.
Eccoti qua, Rita. Oh, dai camper che ci sono non si può più passare. Sì, non ci perdiamo. Cioè, non si può più Un passare. labirinto. Assurdo. Qua cucinano, ragazzi, eh. Oh, buonasera, cari. Profumo, buonasera. Eccoli qua, due turisti. Oh, dai camper che ci sono non si può più passare. Non arrivo manco al mio. Pazzesco, rispetto all'anno scorso è incrementato molto. A mangiare. Siamo nel tavolo del chiosco e adesso Marco, Sabina e Rita ordinano. Io voglio una bistecca e un'insalata. Basta. Non ce n'è? Vai, Boval. Io? Boval. Bovale. Che da lui. Oggi ragazzi in Sardegna cotoletta alla milanese. Vabbè, un buon piatto, un po' di pane, un bicchiere di Stiamo vino. incruccando. Sì, cotoletta di pollo. Rita invece hai preso? Un burger vegetale. Cosa vuol dire? Di verdure? Di verdure, sì. In genere sono di una spinacina. spinaci, Ok. Qua si fa self-service. Ti prendi il cibo e sparecchi. Però si mangia bene, ci sta. Buongiorno a tutti amici, 10:05, abbiamo lavorato, ci siamo lavati, abbiamo fatto colazione e Rita sta già inondando il camper di un profumo speciale e non è Chanel o Armani o altro. È questo, profumo di salsiccia rosolata con la cipolla alle 10 del mattino perché anche oggi dovremo pranzare. certo. Poi io mi porto avanti, me la preparo, poi ci possiamo fare una passeggiata. Chiaro. Dopo lo diciamo anche a Marco e a Sabina, sono ancora qua anche loro. Ieri abbiamo cenato insieme, poi siamo ognuno tornati nel proprio camper a riposare. Però la giornata è un po' così, è un po' nuvoloso, vedete? E quindi c'è poco anche da andare in spiaggia. Ecco perché torno al computer e mi metto a lavorare ancora un'oretta, poi vedremo. Quel soffritto con salsiccia serviva per le lasagne. per le lasagne. Quindi stai facendo le lasagne al forno. Sì, sto facendo le lasagne al forno con salsiccia e gorgonzola. Wow. Anche oggi Marco lo lasciamo leggero, Sì, che era poverino. stato male. Marco è un pilota, viaggia tantissimo da una parte all'altra del mondo e si è beccato un'intossicazione alimentare e sta male da diversi giorni, ha perso 4-5 kg. E noi lo stiamo facendo riprendere, Rita? Speriamo non ammalare ulteriormente. No, con questo cibo non si può ammalare. Guarda cosa mette Rita, guardate. Pezzi di gorgonzola giganteschi. Ma in tutti gli strati ne hai messo così tanto? Certo, al gorgonzola, altrimenti sarebbe al parmigiano. salsiccia e parmigiano. Vabbè, torno a lavoro, Rita, grazie per... Grazie a te, un piacere. come si dice? Grazie per il buon... la buona visione, no, proprio un buon vedere, come si può dire? È come quando guardi un panorama, bel vedere, grazie per il bel vedere. Questa è sempre una bella soluzione, l'abbiamo sempre vista perché puoi mettere anche una cassa dietro e il carrellino porta moto qua. Ti piace questa? Sì, questa è una bella soluzione, non ti sfondi il camper perché è nel carrellino e hai anche una cassa per mettere qualcos'altro. Ma è una cassa piccolina, cosa ci vuole? Vabbè. Oggi ultimo giorno a Isolinas e si rientra dai nonni per qualche giorno e poi di nuovo in giro. Facciamo qualche giorno dai nonni e qualche giorno in giro per la Sardegna. Vi portiamo a vedere qualche altro posto e non rimaniamo qui a Isolinas vicino a casa. E poi incontreremo degli amici questi giorni. E quindi ci sposteremo anche con loro. Sì. Non lontanissimo, non andiamo dall'altra Qui parte intorno. della Sardegna, però magari qua intorno qualcosa la vedremo. Devo, Rita, quando filmare solo te, perché ogni volta, cioè la bellezza sei tu, ma se mi filmo, guardate cosa succede. Quando filmo così, mi vedo
Solo io, grande e grande. Eccolo lì, È la testa di Enrico. Lo sapevo che c'era lì l'inghippo. No, e quindi non mi piace perché mi vedo, è una brutta inquadratura, devo fare così. Oh Rita, Le vedi, almeno proporzioni. filmo te per bene, è più giusto. Bisogna ricordarci Certo. di fare così. Ma no, ma noi siamo spontanei, naturali. Di nuovo la ripresa, io davanti e Rita dietro, ma è inevitabile. Pronti per far vedere questo paradiso, Rita? Pronti, Siamo pronti? via. Partiamo, decolliamo. Oggi non c'è un filo di vento, guardate il mare. Mi bagno anche i piedi, Rita? Portiamo i nostri follower proprio dentro l'acqua? Guardate, vi faccio vedere quanto è cristallina l'acqua ad Isolinas quando non c'è vento. Guardate. È proprio un paradiso, È proprio un paradiso, veramente oggi è bellissimo. veramente un paradiso. Ci facciamo una bella passeggiata in acqua che dicono che fa molto bene. Sì, fa molto bene per la circolazione. Vai un po' più in là però perché tu sei alto ragazzo, a me arriva. Già al petto, Sì. stai già affogando. Sto già affogando. Ragazzi, abbiamo incontrato passeggiando, durante una passeggiata, una coppia che ci segue, però possiamo filmare solo lui perché è troppo no, bello. anche lei, Lui è dai. troppo... Anche lei, anche lei. Lui è bello, visto che occhi. Oh, ma anche tu Ma sì, però. beh, anche Verdi e celesti, nasce un bambino, un guarda che cristallo. occhi che hanno. Vabbè, la inquadriamo allora. Ma piano piano, no, tranquillo, ciao e basta, non ti imbarazzare. Ok. Comunque delle Marche, anche loro camperisti, stanno facendo un viaggetto, un giro in Sardegna. Lui è originario sardo, vero? Ricordateci i vostri nomi. Giuseppe. Manila. Manila, Sì. bellissimo. no. Anche il nome. Ok, buon proseguimento. Grazie, Grazie anche È a voi. stato facile. Parlo io, più facile. Oh, parlo io, più facile di così. Ciao. Beh, ci laviamo i piedi
e apparecchiamo. Sì, apparecchiamo. Cioè non si può neanche rientrare al camper dai camper che ci sono. È incredibile. Ieri la proprietaria, se non sbaglio, ci ha detto che ce n'erano 77, se non ricordo male. Moltissimi, mai visti così tanti camper qui a Dissolinas. Sempre insieme, sempre a pranzo, sempre sul pezzo, con Marco, Grande e Sabina. Oggi melanzane grigliate, costata di manzo e lasagne con... Salsiccia e gorgonzola. Bravo Marco, me l'ho già dimenticato. Fatto dalla nostra cuoca su 4 ruote. Super, anzi super su 6 Rita. perché siamo gemellati. Sì, siamo gemellati. Super Rita, alle 10 sentivo già mentre lavoravo soffritti, vabbè ve l'ho fatto vedere. Comunque stiamo arrostendo. Abbiamo buttato 2 liche. Allora Sabina, devi far spendere qualche soldo a Marco per le... Ora di sì. Vero, per le migliorie di Nicola. Ha puntato delle Nicolate che sono... Cosa ti piace più di tutto? Il clima? Il clima, Il clima è come ci indispensabile. piace. E poi devo dire che Nicola ha fatto un bagno che è sicuramente guidato dai vostri gusti, molto molto E se l'è rifatto anche lui uguale, Uguale. mi sembra, vero? Non Mi ci sembra sono stessi alla colori, fine. Infatti stessa... avverto già Nicola che Il terzo bagno uguale. bagno è in arrivo. Ti piace Sabina la gorgonzola? Buonissimo. E salsiccia idem. Perfetto. Quindi gli ingredienti sono... Questo è una passaforno che non ho mai mangiato, Gli ma deve essere ingredienti sono spettacolare. giusti. Il profumo è Buono. bello intenso perché ho messo 1 chilo di gorgonzola. Questo in più. Rita, puoi servire? Sì, sì, Anche adesso... la pasta al forno qua, piano piano mentre mangiamo quella è pronta. Buon appetito ragazzi, Buon appetito. anche oggi staremo bene. Sicuramente alla grande. Buono. Ti passa prima Rita, un applauso per la... Ottimo, Brava. Brava Rita, ottima grande. precisione. Brava. No. Master come sempre. Ci sta per Adesso costata di manzo, salsiccia non usa gli occhiali. Allora, lei non e melanzane e zucchine grigliate. Marco e Sabina a riposo in branda e io e Rita ci prendiamo 2 orette di sole e poi ce ne andremo, credo. Torniamo da Dado. Si sta bene, ogni tanto un po' di nuvole, ogni tanto un po' di sole, anzi meglio. Fa caldo ancora. Cinque e mezzo ragazzi, si rientra al camper, c'è freddo, non c'è più sole da molto. E poi sono arrivati 3 amici a trovarmi, ci beviamo una cosa al chiosco e poi dovremmo rientrare da Dado. Vento e nuvole. Siamo rientrati a Carbonia, facciamo i servizi e andiamo a prendere a Dado dopo 2 giorni di libertà, si può dire. Da sposini, 2 giorni da sposini. Facciamo i servizi, ma mi serve l'acqua per lavare la cassetta perché a Carbonia non c'è l'acqua. Quindi puoi solo scaricare grigia e cassetta. E lo faccio subito.